Da più di 2 settimane sulla montagna veneta si lavora per cancellare le ferite causate dall'ondata di maltempo di fine ottobre. Cittadini, istituzioni, volontari che non si fermano per riparare quello che acqua, fango, vento hanno distrutto prima che inizi la stagione invernale. In questa corsa contro il tempo anche Confindustria Veneto sin da subito si è detta pronta a fare la propria parte. Il presidente Zoppas ha ribadito l'impegno dell'associazione che sta attendendo una graduatoria delle gravità per poter intervenire laddove ci sia necessità, ma la prima priorità è già stata individuata. Oggi ciò che è più importante di tutto, Federlegno è sul pezzo, abbiamo chiesto e ci hanno chiesto di essere al tavolo dell'urgenza sia come Federlegno che come Confindustria per poter aiutare lo smaltimento di tutto il legname che c'è, che non è solo una questione fisica o di rischio idrogeologico che si può causare, ma che si può creare, ma anche una questione sanitaria, perché ci sono alcuni batteri, virus, quello che si possono sviluppare da qui a 6 mesi. È già stato attivato, spiega il numero 1 degli industriali veneti, il PGE, piano nazionale già attuato in occasione del terremoto in Abruzzo, con le aziende che si mettono a disposizione offrendo i propri servizi, e in tal senso va l'appello di Zoppas. Un appello a tutti gli imprenditori a contribuire in modo fattivo a tutte le richieste che verranno fatte. Un secondo appello Zoppas lo fa agli imprenditori perché continuino a donare attraverso i canali istituiti dalla Regione Veneto. E con la nomina poi del governatore Zaia commissario straordinario, conclude il presidente degli industriali veneti, si farà un ulteriore passo in avanti. Del governatore della regione Luca Zaia credo che sia un'autorevolezza necessaria e un livello di autorevolezza necessario per aumentare l'efficienza, l'efficacia e la rapidità. Chiamiamolo anche autonomia se vogliamo.